Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento che anticipa il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Lorenzo Acquaviva, che è il direttore artistico, oltre che attore, è il direttore artistico di Approdi. E Approdi torna, è già tornato, è già approdato, ieri sera, no? Se non mi sbaglio, per l'edizione numero 9. Edizione numero 9, insomma, si può anche, magari il termine è eccessivo, comunque si può incominciare anche a storicizzare l'appuntamento. Che cosa è cambiato in questi 9 anni? Beh, intanto io sono 9 anni più vecchio, voglio dire. E questo non si torna indietro. No, ma anche in termini, voglio dire, di competenza, di saggezza, di savoir-faire, di acquisizione di esperienza. No, a parte gli scherzi, sì, sono 9 anni, quindi il prossimo anno, se Dio vorrà, 10 anni, ho già in mente di fare un'edizione speciale, ma parlando di quella di quest'anno, che si chiama Per un pugno di riso, vi faccio vedere la locandina, questa è la nostra mascotte, abbiamo una mascotte quest'anno che si chiama Rino, ed è questo rinoceronte che sfonda questo muro, perché abbiamo voluto un po' dare un'impronta di una comicità che sia in qualche modo dirompente. Per un pugno di riso perché si ride, ma si riceve anche in qualche modo una sollecitazione, quindi una risata che scaturisca anche dalla consapevolezza, dalla presa di contatto con tutta una serie di problemi, perché poi dei problemi si può parlare anche con leggerezza, non necessariamente, no? Io penso che poi l'ironia sia uno specchio deformante che certe volte faccia capire le cose forse molto meglio di un documentario talvolta, no? Perché in qualche modo iperbolizza le cose e le un po' estranea e forse le fa capire in una maniera più completa, almeno questo è quello che io penso. Quindi un gruppo di artisti che in qualche modo porta il riso, ma porta anche la riflessione. Questo è un po' il tema di quest'anno. Come lo articolate? Perché lo articolate non soltanto con teatro, ma anche con cinema, ho visto anche danza, poi cinema tra l'altro, ecco, sì, semmai adesso non per come dire, sottolinearlo ancora di più, però semmai esiste un genere cinematografico che proprio personifica quello che tu hai detto, questo è la commedia italiana. Eccoci qua. E vedo che avete scelto forse un film simbolo dei più grandi film della commedia italiana, appunto, che c'eravamo tanto amati, di Ettore Scola. Sì, come sempre fai, sei molto bravo a catturare poi l'essenza delle cose. Penso che, adesso dico una cosa che magari metterà in disaccordo molti, ma sicuramente il neorealismo è stato un grandissimo periodo cinematografico della storia del mondo, però forse non è stata mai celebrata abbastanza la commedia all'italiana, che proprio ha avuto il merito di raccontare quel ventennio di società italiana che va dalla metà degli anni 50 alla metà degli anni 70 e raccontarne... Si dice che Il borghese piccolo piccolo di Alberto Sordi sia l'ultimo film, l'ultima grande commedia. Sì. Quello che in qualche modo chiude un ciclo, no? Sì. Ettore Scola, regista straordinario, regista e sceneggiatore, perché ricordiamoci che la commedia all'italiana è stata fatta sicuramente da grandi attori e c'eravamo tanto amati, voglio dire, mette assieme un cast straordinario, Stefano Santaflores, per ricordare il meno famoso, non il meno importante, il meno famoso, ma appunto Nino Manfredi, la Sandrelli, Gassman, ma era soprattutto fatto di grandi scrittori, è quello che manca. Grandi storie, grandi sceneggiatori che sapevano raccontare un'epoca. E anche nel mio festival ho cercato, e come giustamente hai ricordato Umberto, è un festival che non è un festival di teatro, non è un festival di cinema, non è un festival di musica, ma in qualche modo cerca di abbracciare un po' le varie arti, quindi ci sarà appunto il cinema, come abbiamo appena ricordato, il teatro, che mi è particolarmente caro per ovvi motivi, ma anche la danza, ad esempio. Proprio oggi voglio ricordare l'appuntamento di oggi alla Chiusa Luterana, perché Approdi
fa della sua forza anche l'usare delle location particolarmente suggestive. E io la chiesa luterana l'ho trovata sempre uno dei posti per me in qualche modo più emblematici di questa città. Qui sono due appuntamenti questa sera, tutti e due alla chiesa luterana? Esattamente, okay. Esattamente, okay. E come spesso succede ad Approdi, questa multidisciplinarità si incontra. E nel caso di oggi abbiamo un corto teatrale, Mi manca l'aria, per la regia di una nostra concittadina e anche cara amica che è Angela Giassi, e poi abbiamo una compagnia invece di Udine, i Bellanda. Che sono molto bravi. Molto bravi, veramente. Sì. Anzi è una compagnia che devo dire sta migliorando sempre di più, sono in giro in tutto il mondo, adesso sono tornati a Singapore, andranno in Giappone, quindi una compagnia internazionale, lo possiamo dire, perché insomma nella nostra regione ci sono tanti artisti, tante compagnie che si stanno facendo largo, non solamente in Italia ma anche nel mondo, e loro sono uno di questi. Faranno una coreografia che si chiama La Dolce Vita, che sarà in qualche modo anche qui un racconto, una parodia della vita di coppia, che appunto in maniera un po' emblematica si chiama non c'entra La Dolce Vita. No, non c'entra La Dolce Vita di Fellini, esatto. In questo caso non è, il riferimento, quando si parla di Dolce Vita non può che andare lì, però in qualche modo questa coreografia racconterà l'incontro di una coppia. E poi abbiamo una ospite a sorpresa, che quindi essendo sorpresa non svelo, perché uno degli altri elementi di Approdi è quella che noi chiamiamo, siamo in un periodo in cui ritorna di moda la guerra purtroppo, che forse non va mai fuori moda purtroppo, noi non facciamo la chiamata alle armi, noi facciamo la chiamata alle arti. La chiamata alle arti, e quindi prendiamo dei giovani talenti, soprattutto regionali, e li facciamo esibire prima degli spettacoli, in modo da, per quello che possiamo noi, dare anche un palcoscenico a degli artisti che magari non hanno occasione di averlo. Ora vado velocemente, perché sennò dopo non riusciamo ad approfondire. Certo. L'appuntamento questo dunque è oggi, l'appuntamento invece del 1° luglio è nel giardino del Museo Sartorio con la stand-up Comedy Night, conduce Andrea Mitri, e subito dopo, il giorno dopo, sempre al giardino del Museo Sartorio, c'è un testo di Emanuele Schmidt, ridotto Desumo, Beethoven era sordo ma noi ci sentiamo ancora. Quindi questo sarà uno spettacolo, proprio perché ho voluto quest'anno dare spazio alla comicità nelle sue, diciamo, varie declinazioni. Questo è uno spettacolo che forse più che comico lo definirei ironico, paradossale. Emanuele Schmidt è un drammaturgo belga, e ha scritto questo testo un po' di anni fa, e parla di questa donna che si trova in questo museo. Poi non vi posso raccontare più di tanto, insomma dovete venire a vedere lo spettacolo. Per quanto riguarda invece il cinema, Ci eravamo tanto amati è presentato il 6 di luglio al Giardino Pubblico, ma il giorno prima c'è una molto interessante, siccome è un aperitivo, è una masterclass che terremo al Cinema Ariston, che ha riaperto da poco, che è un cinema che per ovvie mie ragioni mi è molto caro, ci è molto caro penso, Cinema d'Essè, dove si possono vedere ancora i film d'autore, in cui spazio sempre più ridotto. Ci sarà una masterclass con Marco Luceri, direttore del Cinema Teatro Odeon di Firenze, critico cinematografico, che ci racconterà che cosa è stato appunto il periodo straordinario della commedia italiana. Venerdì 11 luglio, stavolta in Sala Bartoli al Politeama Rossetti, Intrattenimento violento. Intrattenimento violento è opera di una è molto. Eleonora Danco è un'attrice molto atipica per il panorama nazionale, attrice, autrice, e sarà una solo performance in cui racconterà tutto incentrato su se stessa, tanti personaggi presi spesso dalla strada, perché lei è un po', se mi viene da definirlo, ma lei piacerebbe questa definizione un po' pasoliniana, diciamo, di formazione, quindi racconta le periferie attraverso dei personaggi che incarnerà lei, con voci, con umori, è uno spettacolo anche molto fisico, insomma, è uno spettacolo che veramente vi consiglio di vedere. Poi il 13 luglio, di nuovo al Giardino del Museo Sartorio, La morte di Babbo Natale, eutanasia di un mito
sovrappeso. Questi sono i Tony Clifton Circus, che sono italiani. Sono italiani, sono 4 attori di diversa provenienza e adesso stanno anche in diverse parti di Europa, infatti bisogna sempre metterli assieme. Hanno girato tutto il mondo, questo è uno spettacolo che io ho voluto fortemente. I Tony Clifton sono stati nel 22 con Rubbish Rabbit. È molto difficile raccontare i Tony Clifton, bisogna venirli a vedere. Vi do l'incipit: Babbo Natale è stanco. Babbo Natale non ce la fa più, viene considerato solamente durante il Natale, per il resto passa una solitudine sconcertante. E Babbo Natale ha deciso di farla finita e chiede aiuto agli spettatori. Di più non vi posso dire. Okay. E poi dopo mi incuriosisce molto l'appuntamento del 16 luglio, del quale non possiamo dire niente perché l'orario e il luogo è a sorpresa. The White Lord, l'alba di una nuova era. Questo è uno spettacolo che ho visto a Colorno ad un festival di circo contemporaneo. Matteo Galbusera è un artista che io conoscevo di fama, ma poi ho avuto modo di vederlo, e fa una cosa veramente esilarante. Lui è questo The White Lord, che è un grande maestro spirituale, quindi chiama gli spettatori ad indossare un saio e a seguirlo in un'avventura che sarà itinerante nelle strade di Trieste, in una location che verrà comunicata qualche giorno prima. Puoi avvertire che qualcuno magari non pensi che succeda. Quindi un'esperienza di attori, cioè di spettatori, ma in qualche modo di attori, cioè non verrà richiesto di fare cose, non vi spaventate, voglio dire. Però insomma farete parte di questo, per qualche ora diventerete parte di un gruppo, voglio dire, filosofico, insomma, di questo grande santone. Laddove invece la manifestazione si chiude il 27 di luglio con lo spettacolo che l'ha aperta ieri, esatto. Però lo presentate al Parco Coronini di Gorizia. Esatto, Gorizia 2025, capitale della cultura, ricordiamolo, Frattaglie Italiane, le animelle di Stefano Benni, supervisione dello stesso Stefano Benni. Io e Sonia Barbadoro, che siamo anche registi, abbiamo scelto con la consulenza di Benni un gruppo di storie, diciamo, che sono di diversa provenienza, editoriali, romanzi, teatro, poesie, e le abbiamo in qualche modo idealmente raccolte per raccontare appunto l'Italia, mi vedete con questa sgrammaticatura voluta, nelle sue forse aspetti non proprio i migliori, ecco, diciamo così. Si ride, anche qui si pensa, ci si lascia abbandonare da queste storie, da questi personaggi, perché noi incarneremo tanti personaggi. Allora, questo è il programma, poi dopo il programma penso si va su un sito. Sì, www.aprodifestival.it, poi c'è una pagina Instagram, sempre Festival Approdi, una pagina Facebook, avete tutte le informazioni, tutti gli orari, i costi e quant'altro. Ecco, quello che si può vedere anche per quanto riguarda Prodi, e credo sia, correggimi se sbaglio, perché potrebbe, come dire, potrebbe far figo dire quello che dico, però mi sembra di capire che dopo la pandemia, che ha fatto saltare parecchi schemi, eccetera, però i teatri si sono, come dire, c'è molta più collaborazione, non c'è un luogo legato direttamente e in maniera esclusiva ad un festival solo, cioè vedo che c'è molto, non so, a Trieste approdano parecchi spettacoli di Approdi, ma anche... Poi c'è Let's Play, ad esempio, una collaborazione con i vari teatri. Mi pare di capire che, adesso non so, dico, può far figo dire dopo la pandemia, però insomma lo registri come è un dato, diciamo, abbastanza evidente. Diciamo forse è sempre difficile poi collaborare tra le varie entità, soprattutto in provincia, nelle città più piccole, perché poi ognuno è un po' geloso, no, delle sue creature, che in parte è assolutamente comprensibile. Penso che ci sia un'attenzione maggiore a un certo tipo di produzione che magari prima veniva un po' lasciata un pochettino a parte. È come se la pandemia avesse suscitato delle curiosità, avesse in qualche modo fatto sedimentare delle cose che forse stanno emergendo adesso. Questo mi viene da registrare. Ho capito. È più facile o è più difficile trovare questi spettacoli? Che sono spettacoli anche più piccoli, certo, che hanno anche un circuito molto particolare, molto diverso. Come li scopri? Io sono una persona
di natura anche per il mestiere che faccio curiosa. Vuoi se no. Ecco, ecco. E quindi un po' io mi vado a vedere i cartelloni magari dei festival estivi, soprattutto dei festival di teatro, appunto tipo questo di Colorno, che è un festival di teatro di circo contemporaneo. Infatti ho visto artisti da tutto il mondo, alcuni facevano delle cose veramente strabilianti. Noi abbiamo adesso il Cirque du Soleil, ne parlavamo prima, quindi abbiamo anche noi qui, quello è, voglio dire, un mega spettacolo. Però in qualche modo faccio un po' un'opera di investigazione, cerco, mettendomi in testa quello che voglio portare a Trieste, che vuole essere qualcosa di complementare rispetto a quello che poi Trieste offre, perché è inutile farsi concorrenza, a parte il fatto che io non ho neanche la forza per farlo e neanche la volontà, ma cercare di portare a Trieste quello che di solito non viene. Ad esempio, faccio un esempio, Andrea Cosentino, che è stato un premio Ubu qualche anno fa, che venne qui con Not Here, Not Now, un omaggio, diciamo così, a Marina Abramovic, in maniera anche uno spettacolo molto divertente. Ecco, era un artista che non era mai venuto a Trieste, quindi insomma cerco di portare insomma spettacoli e artisti che magari non hanno l'opportunità, per tutta una serie di motivi, anche di circuito, di cosa, ad approdare in questa città. Allora ricordatevi che c'è il sito, ci sono tutti i social della manifestazione, e ricordatevi anche che il prossimo appuntamento con Aprodi, eccolo, ce l'ho qua, è già questa sera alle 21:15. Alle 21:15 alla Chiesa Evangelica Luterana, Mi manca l'aria, corto teatrale, e poi La Dolce Vita, che è uno spettacolo di danza. Grazie Lorenzo Acquaviva. Grazie a te Umberto, è sempre un piacere essere qua. Siamo sempre qua, ove possibile siamo qua. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti al telegiornale delle 13:20. Ospite della puntata di Ringhe di ieri, l'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli è tornato sul tema della cabinovia, specificando alcune caratteristiche del processo che il comune intende, alcune caratteristiche del progetto, progetto che il comune intende come modulare, ma bocciando ogni ipotesi di tranvia. Si sta componendo quella famosa cosa per cui la cabinovia è modulare. Ma la cabinovia è modulare. Ecco, allora lei può dirmi in tutta onestà, oggi potrebbe essere, domani dovesse mai partire il primo tratto e poi l'obiettivo è arrivare a Miramare. La cabinovia è un sistema moderno di trasporto, al di là di tutto poi insomma che riduce gli inquinamenti eccetera, un sistema moderno di trasporto sia del trasporto pubblico locale, ma anche sia con una valenza turistica, che può diventare un sistema che si può allungare a rami a piacimento dopo. Quindi dal Molo Quarto può arrivare tranquillamente a Miramare, può arrivare tranquillamente in futuro, ovviamente serviranno finanziamenti nuovi, chiaro, questo certamente, ma può arrivare poi sicuramente a Montegrido, del quale è vero, Rossi lo ha già detto 2 anni fa, e ci stiamo studiando, abbiamo fatto anche degli studi, e nulla vieta nel futuro di implementare su molte parti della città un sistema di trasporto pubblico locale innovativo. Quello che ha detto non è mica da poco, Cioè, cosa vuol dire? Il tram è qualcosa di molto interessante, molto bello, è qualcosa del quale ci siamo affezionati tutti e resterà in funzione, ed è qualcosa di pittoresco e turistico. Con quella linea del tram che abbiamo oggi, il comune di Trieste perde 1 milione di euro all'anno, ci rimette, perché è così, è qualcosa di turistico e lo terremo in funzione. Ma la scelta in questa città... Come Padova, Cioè anche Padova sicuramente, ma qualsiasi. Per i tram. Questa città ha fatto una scelta non 5 anni fa, non 10 anni fa, non 20 anni fa, ma decenni fa, quando ha deciso di eliminare, per esempio sulle rive il tram, le auto, per fare qualcosa di differente. Oggi quando sento il tram da via Flavia sulla linea della costa, che siano le rive e tutto,
anzi non mi viene da pensare nulla, semplicemente la proposta di una opposizione che è entrata in un vicolo cieco, dove la linea l'ha detta il comandante La Terza e il PD esegue, perché è questo il dato politico, dove anche chi voleva avere e pensava di avere un'idea diversa è stato richiamato all'ordine dicendo no, perché l'unico dato politico di questa delibera, poi magari se volete ne parliamo anche dei sondaggi del piccolo e dell'atteggiamento del piccolo, l'unico punto di caduta di questa opposizione su questa delibera è blocchiamo tutto, fermiamo tutto, facciamo vedere alla città che non si è capaci di andare avanti, perché così magari qualcuno pensa che tra 2 anni a sinistra tornerà a fare il sindaco. Un cinquantenne triestino è stato denunciato in stato di libertà in quanto trovato in possesso di 14 piante di cannabis di altezza variabile fra i 60 cm e il metro. L'operazione è stata svolta dai carabinieri della stazione di Borgo San Sergio. Mentre venivano effettuati i controlli in centro città, sul balcone di un appartamento avevano notato appunto questi vasi sospetti. Dopo aver approfondito il caso, i militari si sono ritrovati davanti ad una piantagione immediatamente posta sotto sequestro. Dovremmo essere collegati con la sala operativa della polizia locale, allora andiamo avanti e facciamo un salto a Gorizia, dove il prossimo 11 luglio sarà inaugurato il parco della Valletta del Corno. Sono previsti anche nuovi lavori per collegare l'area verde al centro cittadino. Lo ha annunciato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. C'è una data certa, lo dicevamo prima, invece per la Valletta del Corno, giusto? Sì, quasi certamente dovrebbe essere l'11 luglio, ne so che i lavori sono finiti e sarà una zona, penso probabilmente la zona più illuminata di Gorizia, dotata di decine di telecamere, uno spazio per le famiglie, dai bambini agli anziani. Un lungo intervento di riqualificazione per il parco della Valletta del Corno a Gorizia, costato complessivamente oltre 21 milioni, sarà inaugurato il prossimo 11 luglio, ma i nuovi lavori sono previsti anche per collegare meglio l'area verde al centro cittadino. Tra l'altro uno dei pallini nostri è quello di collegare la Valletta del Corno proprio con la città e lo faremo attraverso la realizzazione di un ponte in acciaio e legno che dalla Valletta arriverà proprio quasi certamente nella zona all'altezza di via Boccaccio, perché ci piacerebbe, adesso ci stiamo lavorando sopra, ci piacerebbe collocare nella Valletta del Corno delle opere di artisti, stiamo dialogando in questo senso, con delle sculture che possono perciò rimanere all'aria aperta, e perciò un parco sì verde, ma anche una sorta di museo cielo aperto. Sono tutte cose sulle quali stiamo lavorando, ma ripeto, a proposito di cose sulle quali stiamo lavorando, è ovvio che dobbiamo pensare ai prossimi anni, perciò chi conosce Gorizia, il ponte di Piuma, quello che alla fine di Viale 20 Settembre traguarda, supera il fiume Isonzo per andare verso Slavio e San Floriano, quel ponte lì abbiamo già un progetto di massima con costi intorno ai 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni, è un ponte che assolutamente non è più adeguato, ma da decenni alle esigenze della città. Ecco perché siamo pronti non appena reperiremo le risorse, per raddoppiare il ponte. Sarà una cosa stupenda, piste ciclopedonali, lato destro, lato sinistro, carreggiate più grandi. Allora, siamo adesso collegati con la sala operativa della Polizia Locale, abbiamo in linea l'agente scelto Marco Cernecca, che ringrazio, e al quale cedo subito la linea appunto per i consueti approfondimenti per quanto riguarda traffico e viabilità. Buongiorno agente Cernecca. Sì, pronto, buongiorno. E allora inizierei subito col dire che è in atto, adesso abbiamo appena mandato una pattuglia in Piazza Goldoni per il rilievo di un incidente con feriti lievi, quindi insomma niente di preoccupante. E nell'arco della mattinata abbiamo effettuato alcuni rilievi di sinistri stradali e a carattere solo danni, a parte uno, con anche questo un ferito lieve in Viale Miramare. La situazione del traffico attualmente è comunque scorrevole, senza gravi disagi, non abbiamo nessuna segnalazione in merito a questo.
Ricordo che sono in vigore i divieti di sosta e fermata con rimozione nella zona delle rive per l'arrivo della nave, quindi le nostre pattuglie saranno sul posto per gli eventuali sgomberi. Per la giornata di oggi ricordo ancora in zona Ponte Rosso è prevista una manifestazione automobilistica con veicoli sul posto e che potrebbe anche incidere appunto sulla viabilità per arrivo partenze dei mezzi. E passerei a questo punto a domani. Okay. Domani è prevista, oltre alla gara ciclistica, che partirà adesso l'orario 10:30 mi sembra che sia previsto. In riva Ottaviano Augusto sono previsti dei divieti di sosta con rimozione per necessità delle organizzazioni, e poi ci sarà la sospensione temporanea della circolazione gestita appunto dal nostro personale nella zona di Piazza Unità, Riva Caduti per l'Italianità, Riva 3 Novembre, Piazza Duchi degli Abruzzi, la bretella di collegamento con la largo Città di Santos e il Piazza Duche degli Abruzzi. E poi il percorso si snoderà verso Porto Vecchio, Porto Vivo, Viale Miramare, Bivio e chiaramente dopo strada costiera. In programma ancora domani ci sono 2 processioni, una nella mattinata a San Giovanni, dalle ore 9:45 partirà da Piazzale Gioberti e si snoderà lungo le vie San Cilino, via Donatello, via Alessandrio, e per ritornare in Piazzale Gioberti con una durata di circa 45 minuti. Analogamente però il pomeriggio ci sarà una processione nella zona di via San Nazario, quindi Prosecco, che partirà dalle 17 e si snoderà, percorrerà via San Nazario per concludersi nei campi sportivi sempre di via San Nazario. Non avrei al momento altre cose da segnalare o ricordarvi, per cui vi tornerei la linea. Grazie assistente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto. It's Academy, il museo della moda contemporanea, dedica una sala ad Anita Pittoni. Ieri l'intitolazione, cui ha fatto seguito una lettura teatrale affidata ad Ariella Reggio, e la presentazione di un nuovo itinerario turistico. Se mai una figura dell'arte triestina ha preincarnato lo spirito di Itz, questa è sicuramente Anita Pittoni. Non è un caso dunque che il primo museo della moda contemporanea in Italia abbia dedicato alla Pittoni la propria sala multifunzionale. Il tutto è avvenuto ieri durante un incontro dal titolo Ho bisogno di affetto e la città è dura, una sorta di happening cui hanno preso parte amici, testimoni e studiosi che hanno conosciuto Anita Pittoni e nel corso degli anni ne hanno custodito la voce. Ariella Reggio poi ha animato una lettura scenica intitolata Anita batte a macchina, omaggio teatrale scritto da Gioia Battista, il dialogo fra Anita e la sua infermiera. Anita Pittoni, che aveva il suo studio in via Cassa Risparmio 1 e noi siamo in via Cassa di Risparmio 10. C'è una sorta di passaggio del testimone, stiamo raccogliendo un testimone che era ancora nell'aria e cerchiamo di portarlo avanti per i prossimi anni. Non è tutto. Da It's Academy e da via Cassa di Risparmio parte un nuovo percorso turistico creativo, Born to Create, percorsi di arte e moda a Trieste, ideato assieme a Promoturismo FVG, che prevede una tappa proprio al palazzetto veneziano al Civico 1, dove Anita Pittoni visse e lavorò. Il tour si snoderà poi per le strade di Trieste, con tappe in Corso Italia, Piazza Ponte Rosso, via Torre Bianca e via di Cavana, concludendosi con uno sguardo alle creazioni delle nuove generazioni di designer con la visita alle mostre in corso a It's Academy. Un itinerario turistico che parte da lei, dalla sua esperienza, che si poi racconta le altre donne, gli altri uomini di questa città che hanno lasciato dei semi di cultura. La visita, della durata di 1 ora e 30 minuti circa, pensata per gruppi fino a 20 persone e realizzata in italiano e in inglese, sarà disponibile attraverso il portale di Promoturismo FVG Regiondo.
È un viaggio nel tempo e nell'identità, la mostra Voi siete qui, che ERPAC ha inaugurato ieri a Palazzo Attems a Gorizia. La si potrà visitare fino a fine ottobre. È un viaggio nel tempo e nell'identità quello proposto dalla nuova mostra Voi siete qui, allestita a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia. L'esposizione, inaugurata il 27 giugno, è parte del programma ufficiale di Go 2025, che vede Nuova Gorizia e Gorizia unite nel ruolo di capitale europea della cultura. Organizzata da ERPAC Friuli Venezia Giulia, la mostra offre uno sguardo profondo sul territorio goriziano, raccontandone la complessità culturale attraverso le collezioni dei musei provinciali. Un percorso che si snoda dal Settecento alla Prima Guerra Mondiale, intrecciando opere d'arte, documenti storici, fotografie, libri e mappe. Ogni oggetto è stato scelto per restituire un tassello della storia di questo territorio di confine multiculturale e poliglotta. Dall'identità istituzionale e politica, documentata dagli archivi, al patrimonio librario in più lingue, fino alla produzione artistica locale, con nomi come Tomins, Bolaffio, Crali e Spazzapan. Noi immaginiamo una cultura di frontiera per una terra di confine, e la cultura di frontiera guarda con amicizia alle identità che stanno al di là, quelle lontane o vicine che siano, però per fare questo bisogna innanzitutto conoscere la propria storia, la propria identità. Particolarmente significativo l'autoritratto con il fratello Francesco di Giuseppe Tomins, simbolo della fratellanza tra Nuova Gorizia e Gorizia. C'è spazio anche per testimonianze originali del paesaggio agricolo, come il grande dipinto di fine Ottocento che immortala con precisione quasi fotografica la varietà di frutta del goriziano. Testi esplicativi in italiano, sloveno, tedesco e friulano accompagnano l'allestimento per valorizzare le anime plurali di un territorio profondamente europeo. Questa è una mostra che vuole dare delle suggestioni, non pretende di essere esaustiva, però vuole dare delle suggestioni di quello che è questo territorio, che quest'anno poi insomma è sotto i riflettori come capitale europea della cultura. Di quello che noi vogliamo dare sono, diciamo, dei flash di storia, di cultura a vasto raggio naturalmente a 360 gradi, tradizioni, personalità artistiche, insomma personaggi importanti del territorio. La mostra è visitabile fino al 31 ottobre, tutti i giorni con orario continuato, e in estate anche in fascia serale il venerdì e il sabato. Sempre a Palazzo Attems, in parallelo è visitabile anche la mostra dedicata a Zoran Music, che dialoga idealmente con questo percorso, completandone la narrazione. È andato in scena ieri sera in Piazza Unità davanti a 10.000 persone il primo dei 3 concerti galleggianti promossi da Elisa, ospiti di ieri sera Tananai, Jamie Tights e Mace, ma anche la cantante monfalconese si è esibita davanti ad un pubblico entusiasta. A dare il resto al mondo, se in mezzo alle strade o nella confusione piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere. Un tramonto da brividi nonostante il clima bollente, e quello è andato in scena ieri sera davanti a una Piazza Unità affollata da 10.000 persone per il primo dei 3 concerti intitolati Tramonti a Nord-Est, promossi da Elisa insieme alla sorella Elena. Un format particolare di grande suggestione con le esibizioni degli artisti dalla nave Scuola Palinuro ormeggiata all'altezza della Scala Reale. A Trieste la cantautrice monfalconese non è stata solo presente come si ipotizzava alla vigilia, ma ha anche cantato da sola e in coppia con Tananai, altra star della serata che ha richiamato il pubblico più giovane. Nella seconda parte della serata la piazza ha ballato con la musica di Jamie Tights e il DJ set di Mace. Uno show galleggiante con altre 2 repliche con altri ospiti e un'originale modalità di fruizione solo dalle imbarcazioni. Questa sera a Monfalcone e domani a Grado. Appuntamento tradizionale, si è svolta oggi la pulizia dei fondali organizzata dalla Lega Navale, presente anche la Regione che ha ribadito il proprio appoggio all'iniziativa.
L'appuntamento è di quelli che si ripetono e tuttavia la mattinata che il gruppo ambiente della Lega Navale organizza per ripulire i fondali è anche occasione per testare in maniera magari empirica persino lo stato di salute del mare. Chi va per mare, questa categoria di cittadini, non inquina praticamente più, però eventi atmosferici, labora, portano in mare dei rifiuti. Questa è l'occasione buona per rimuoverli. In ogni caso l'appuntamento fa parte di una serie di iniziative di sensibilizzazione che la Lega Navale ha da tempo intrapreso, non ultima la campagna contro i mozziconi di sigarette gettati in mare. Finiremo anche le iniziative ambientali per quanto riguarda l'educazione, soprattutto per il recupero delle plastiche, quindi tutti i sistemi, tutti i rifiuti che vanno riciclati, abbiamo dei punti di raccolta e poi anche avremo un momento di attenzione sullo spreco dell'acqua dolce, quindi cercheremo di limitare con dei sistemi di chiusura automatica sui pontili. Paradossalmente nel corso degli anni il rifiuto più ingombrante ripescato dai volontari sembrerebbe appartenere ai diportisti. Tra i rifiuti che abbiamo trovato negli vari anni che facciamo questo intervento, i rifiuti più importanti, più pesanti e più impattanti sono i copertoni, i pneumatici come cosiddetti, che incredibilmente come fanno arrivare anche di camion di misura grande. Purtroppo alcuni diportisti li usano come parabordi e questo non è consigliato, primo perché sporca la barca, secondo perché quando si rompe la cima che li trattiene vanno sul fondo e diventano un inquinamento pesante. Da tempo a fianco della Lega Navale per questo tipo di iniziative è presente la Regione e stamani l'assessore Scocimarro ha inteso ribadire questo impegno. Noi continuiamo ad appoggiare con l'attività della Regione questo tipo di sensibilità ambientale, dai più piccoli, dai bambini dell'asilo fino ai più grandi, ma soprattutto andiamo a far sì che questo diventa veramente un mantra per tutti per avere un mare più bello e migliore. Trieste la qualità è buona e quindi non ci possiamo lamentare, anzi non c'è inquinamento praticamente nel mare e eventi come questi vanno a verificare, in questo caso i pochi rifiuti che ancora troviamo sott'acqua, ma ripeto dovuti non all'inciviltà di chi va per mare ma purtroppo agli eventi atmosferici. Chiudiamo con uno sguardo al meteo. Partendo dalla situazione generale, l'anticiclone nordafricano si spinge oltre le Alpi e fino all'Europa centrale. La massa d'aria in quota è eccezionalmente calda, così che lo zero termico salirà oltre i 5.000 metri di quota, determinando stabilità e stabilendo probabilmente un nuovo record per il Friuli Venezia Giulia. Vediamo le previsioni per domani. Cielo sereno con venti di brezza, molto caldo di pomeriggio in pianura, possibile qualche modesto annuvolamento sui monti. Lo zero termico si porterà oltre i 5.000 metri di quota, determinando stabilità anche sui monti e stabilendo probabilmente un record. Allora, ci vediamo questa sera alle 19:30, buon pomeriggio, arrivederci.